Tutto pronto per l'inizio della ripresa. Tocca all'Atletico Fiumicino battere. Fronte destro. Pallone messo al centro, dove c'è Bianchini che viene chiuso, contrastato. Poi pressing molto alto del Fiumicino in questa fase, subito a recuperare il pallone. Sempre entrato con un piglio diverso. Feola centralmente prova a saltare un avversario, viene triplicato addirittura e perde il pallone. Il Fiumicino riparte centralmente con Flore. Lancione centrale, lo stop di petto, il palleggio, prima col ginocchio, poi con il collo del piede, poi viene chiuso. Pallone che non filtra, Alcini ha provato a farlo filtrare, però ha guadagnato una rimessa laterale interessante. Rimessa battuta. Molto bene la giocata sul fronte destro d'attacco da parte dei Alcini che cerca di difendere il pallone. Viene messo a terra, l'arbitro non fischia. E sarà rimesso dal fondo. Può ricominciare Gizzi dopo qualche protesta su un fallo su Alcini. Flore centralmente recupera il pallone il centrocampo della Roma e ricomincia dalla difesa facendo circolare il pallone senza fretta. Diciamo che nei primi minuti era iniziato tutto molto velocemente, ora le due squadre che si sono studiate cercano anche di far girare il pallone e di affondare un pochino di meno. Lo spazio centralmente per Mosciatti che si gira su se stesso, scarica sulla destra, ancora centralmente Flore, il tocco centrale per un compagno, si gira con il destro, pallone che finisce fuori. Ma è stato deviato, batte velocemente l'Atletico Fiumicino, pallone messo al centro, il tiro di Viscomi fuori. Può ricominciare la Roma in questa fase attaccando centralmente. Si sta riposando un pochino la difesa della Roma in questi minuti, fanno circolare semplicemente il pallone, il Fiumicino non affonda più di tanto. Sul fronte destro non c'è nessuno. Flore, servizio centrale, lo stop, ancora Mosciatti. È lui il collante del centrocampo per gli attaccanti, il cross che viene messo al centro. E Gizzi ricomincia da dietro. Anticipato, ora l'attaccante in maglia bianca, la giocata molto interessante di Mosciatti al centro. C'è spazio per Feola che riesce ad agganciare un pallone in qualche modo, va via un avversario di forza, ne salta anche un altro, il destro con i piedi, nuovamente Gizzi. Rimessa battuta corta, servizio centrale a cercare Feola, poi il pallone filtra dall'altra parte. Goletti riesce a servire imprecisamente però Oliva che non aggancia, poi centralmente ci riprova nuovamente l'Atletico Fiumicino con il solito Mosciatti. Cercano uno scarico, non c'è nessuno, Succi riesce a recuperare un pallone. Rimessa battuta corta. Ragiona a centrocampo la Roma.
Cossu gira sul fronte sinistro. Feola che si muove moltissimo in questa fase. La conclusione della lunga distanza, Gizzi si allunga, Alcini ci ha provato, poi il pallone rimane lì, calcio d'angolo. Ricomincia a giocare Gizzi. Flore a centrocampo, a spazio il numero 8. E da solo, non c'è nessun compagno, prova ad andare da solo, il fallo di Alcini. Sarà calcio di punizione. Sto pallone va a Mosciatti, la batte fortissima al centro, pallone che è stato deviato a sorpresa, erano rimasti tutti fermi, pallone che è sorvolato praticamente sotto le gambe di tutta la difesa della Roma. Sempre il solito Mosciatti, è lui lo specialista dei calci da fermo, il cross basso sul primo palo. Roma che in questa fase non riesce ad allungarsi. Flore. Attacca ancora centralmente Flore. Prova ad andare via due avversari, fa tutto da solo, se ne porta dietro un paio. Il cross basso messo via, poi Succi. Feola si muove. Il servizio sulla destra per un compagno. La progressione. Ancora per Alcini. Alcini centralmente a spazio. Alcini. Lo scarico sul fronte sinistro d'attacco. Il pallone viene messo al centro. Da Feola non c'è nessuno però nel mezzo dell'area di rigore. Roma che in questa fase riesce a ripartire in contropiede, si chiude molto bene e riparte il tiro che adesso viene rimpallato, si può ripartire in contropiede. Flore aspetta l'aiuto di un compagno, lo scarico centralmente Mosciatti questa volta viene anticipato molto bene da Cossu che prova ad andare da solo, di forza ancora Cossu, rimessa laterale in favore del Fiumicino, molto bravo il difensore a proteggere il pallone, adesso serve Gizzi. Flore. Servizio centrale di Flore. Cercare uno scambio, recupera molto bene Feola, si riparte dalla difesa. Roma che ora fa circolare il pallone. Ai ragazzi di maglia bianca chiaramente sta bene questo risultato, il Fiumicino deve alzare il pressing, prova a farlo in questo momento, ora molto buona la giocata, il tentativo da parte di Alcini viene chiuso, ora c'è calcio di punizione, battuta molto veloce, troppo veloce secondo l'arbitro che estrae un giallo per Alcini. Tocco centrale, prova a destreggiarsi Mosciatti, ancora Mosciatti, il servizio 1-2 interessante, Mosciatti viene toccato al limite dell'area di rigore, calcio di punizione. Posizione molto interessante, Flore sul pallone, la sistema lui. La sistema con cura Flore. È pronto Flore. Passetti brevi per il numero 8 del Fiumicino. Parte lui con il destro. Arriva la rete del 3-2 che riapre la partita. Flore. Partita ora che si può fare veramente infuocata, il Fiumicino ci deve credere, manca abbastanza, c'è piuttosto tempo per cercare di recuperare la partita, ora la Roma cerca
e deve assolutamente alzare il ritmo. E ora il Fiumicino si prova a recuperare un pallone, sfera scodellata davanti, Feola, Alcini, lo scarico ancora sul fronte sinistro, Succi ancora per Alcini che si è spostato dall'altra parte, viene messo a terra. Arbitro che non fischia punizione. Però Succi, anzi Alcini sembra essersi fatto male. Valerio! Pallone che deve essere ridato alla Roma, il fair play da parte di Egizi. Fiumicino che pressa ora nella metà campo della Roma, che si è fatta recuperare. Flore ha fatto veramente molto bene per tutto il primo tempo, ha trovato un gol meritato sul calcio di punizione. Gli inserimenti centrali da parte di Mosciatti hanno fatto male alla Roma in questo secondo tempo, ora altro calcio di punizione. Sarà Succi a commettere fallo. Flore ancora sistema il pallone. Questa volta probabilmente scodellerà il pallone al centro. Siamo veramente a un'istanza siderale, una posizione quasi impossibile. Flore prende una rincorsa veramente molto lunga, pensa anche al tiro, va con il destro, colpisce la barriera, pallone che viene deviato. In qualche modo la Roma prova a evitare un calcio d'angolo, il Fiumicino prova a recuperare il pallone a centrocampo, il palleggio e riesce a utilizzare il pallone a centrocampo a due tocchi. Ora la sfera viene messa al centro, la protezione del pallone, Bianchini prova a girarsi, viene messo a terra, si prosegue secondo l'arbitro. Succi va via molto bene da un avversario, cerca di accentrarsi, ha cercato un tunnel, sfera che è stata recuperata dal Fiumicino che prova a attaccare sul fronte sinistro. Succi chiude in rimessa laterale, partita che si fa veramente molto frizzante. Flore il tocco centrale, Succi recupera il pallone. Mosciatti, Flore a centrocampo, ha riaperto lui la partita, ora sul fronte sinistro, il cross al centro, pallone deviato, al limite dell'area non c'è nessuno, il Fiumicino riutilizza nuovamente il pallone, ancora tra i piedi di Flore, aspetta l'arrivo di un compagno, c'è lo scarico, ancora il tocco per Flore, che cerca di muoversi dalla lunga distanza, Flore tira fuori misura però. La pressione su Alcini, per andare via molto bene a centrocampo la Roma. Due tocchi, il servizio centrale, lo stop ancora di Alcini sul fronte sinistro. C'è spazio, il pallone viene messo al centro, ancora Alcini, lo stop. Difende il pallone, ancora Succi. Alcini con il mancino! 4-2 Roma! Roma che è riuscita nuovamente a portarsi sopra di 2 gol. Fiumicino l'aveva riaperta con Flore. Ora Alcini è riuscito a trovare il tap-in da 2 passi. Fiumicino che prova a riaprire la partita. Fronte destro d'attacco, c'è la possibilità, Bianchini aspetta l'arrivo di un compagno sul secondo palo. Il rischio incredibile, la pressione ancora del Fiumicino, pallone che viene spazzato lungo. Egizi la blocca e fa ripartire i suoi. E prova a giocare ancora Egizi per un compagno. Servizio centrale. Lo scarico sulla sinistra. Ancora centralmente. Al centro c'è l'anticipo con la mano. Calcio di punizione.